Grazie Presidente. Ma questa interrogazione nasce da un accesso agli atti che abbiamo fatto, alla quale però la direzione competente non ci ha ancora risposto, nonostante sia trascorso il mese per la risposta. E nasce in sostanza per capire, noi avevamo chiesto quanti dirigenti assunti presso il comparto unico siano in una situazione di disabilità, perché volevamo avere una mappatura anche di quella che è la situazione, di quanto aveva fatto la Regione, non solo la Regione, perché abbiamo fatto l'accesso agli atti anche all'INPS, in quanto riguarda appunto la segnalazione dell'aprile 2016 con la quale la consulta delle associazioni di persone con disabilità aveva segnalato appunto al Parlamento europeo la necessità di far rispettare al datore di lavoro pubblico la direttiva 2078, ovvero quella che scrive sul divieto generale di discriminazione, con particolare riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali o di responsabilità funzionale e organizzativa appunto alle persone che in qualche maniera sono affette o comunque sono disabili. Quindi siccome appunto abbiamo avuto risposta dall'INPS, che però ci ha informato che non hanno la disponibilità del dato, e la direzione non ci ha ancora risposto, abbiamo pensato di fare un'interrogazione a risposta immediata per avere quantomeno contezza di quant'è il numero di persone con disabilità nel ruolo dei dirigenti che attualmente sono in carico all'amministrazione, al comparto unico. Grazie, prego. Allora, per conto della Presidente Serracchiani risponde l'assessore Torrenti. Prego, Assessore. Sì, grazie consigliere D'Azovo. Allora, va preliminarmente rilevato che la Regione adempie agli obblighi derivanti dalla disciplina del collocamento obbligatorio. Infatti, in data 17 luglio del 2014, questa amministrazione regionale, al fine di ottemperare integralmente agli obblighi di legge in materia, ha stipulato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 2 della legge 68 del 99, specifica convenzione pluriennale con il Centro per l'Impiego di Trieste, titolato alla stipula della convenzione, ma utilizzabile nel periodo di durata anche con riferimento ai restanti centri per l'impiego sul territorio regionale, avente ad oggetto un programma di inserimento lavorativo a copertura dell'intera quota d'obbligo ai sensi della citata legge 68 del 99. Tale percorso è stato condiviso col competente centro per l'impiego, ha avuto il parere favorevole della sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili. Il piano dei fabbisogni per l'anno in corso prevede assunzioni dall'esterno, a cui fino ad oggi, con esclusione delle assunzioni relative alle guardie forestali, non si è dato corso in attesa della definizione degli esiti complessivi del trasferimento del personale delle province. I trasferimenti fino ad oggi attuati determinano inoltre l'esigenza di riverificare, alla luce della nuova dotazione organica della Regione, lo stato delle riserve d'obbligo previste dalla legge nazionale di tutela delle categorie protette. Con riferimento in particolare al reclutamento personale dirigente, si ricorda che ai sensi dell'articolo 4,1 della stessa legge 68 del 99 non sono computabili agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere i dirigenti stessi. Tale previsione comporta, come affermato dal Consiglio di Stato, sentenza del 29 ottobre del 2014, che l'esclusione dei dirigenti dal computo della base numerica da utilizzare per il calcolo della percentuale di lavoratori da assumere in via privilegiata deve ritenersi che comporti l'esclusione della loro categoria dal collocamento stesso. Tali considerazioni valgono ovviamente per l'ipotesi della riserva di posti di qualifica dirigenziale nei concorsi pubblici. Diversa invece la situazione relativa al caso di valutazione dei titoli di preferenza, la cui applicazione è garantita da questa amministrazione in ogni occasione di pubblico concorso e per qualunque categoria e qualifica. Per quanto riguarda i dati statistici richiesti, ribadito che non sono stati indetti concorsi pubblici per dirigenti con riserva a soggetti disabili, ad oggi tra i dirigenti di servizio presso la Regione vi è un'unica unità assunta in virtù delle riserve di cui la legge 68 del 99 nella categoria inferiore, categoria D, con successiva acquisizione della qualifica di dirigente con superamento di concorso pubblico non riservato.
Si sono avviate altresì le necessarie verifiche relativamente ai dirigenti trasferiti o in fase di trasferimento delle province o da altre amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda il dato statistico riferito al personale dirigente delle altre amministrazioni del comparto unico, tenuto conto del fatto che è tuttora in atto un rilevante processo di riforma delle autonomie locali con conseguenti riallocazioni del personale, si provvederà quanto prima ad uno specifico monitoraggio presso le amministrazioni locali. Grazie. Bene, grazie. Dal Zovo, replica. Sì, grazie Presidente, ma io ringrazio l'assessore Torrenti per la risposta che ovviamente insomma, ha fatto da tramite al Presidente della Regione e verificherò insomma, quanto contenuto all'interno della risposta vista la presenza insomma, di norme e articoli di norme, ma ovviamente pur consci del fatto che ci sia la riforma in atto, è ovvio che una sola posizione ricoperta da una persona insomma, che in qualche maniera comunque è una persona svantaggiata non può che lasciarci un po' quantomeno perplessi. Grazie.